Non ho rancori, perché il rancore mi fa stare male allo stomaco e al cuore, perciò cerco di evitarlo il rancore. Però quella sete di giustizia che lo Stato potrebbe dare, perché penso che potrebbe dare, quello sì lo chiedo, quello sì. Come fratello lo chiedo, senso di giustizia sì. Sete di giustizia perché altri non subiscano lo stesso dolore. Il grido viene da Arcade, dalla famiglia di Giovanni Coghetto, che per un mese ha lottato per tornare alla sua vita di sempre, molto attiva nonostante gli 84 anni. Il fratello Virginio lo ricorda come un camminatore instancabile, uno che l'età non la sentiva affatto, ma da poco più di un mese doveva combattere con i postumi di un dramma che lo aveva colpito improvvisamente. A inizio agosto, aggredito da due donne che gli avevano strappato catenine e bracciale d'oro, facendolo cadere a terra. Risultato, femore rotto e trauma cranico. Giovanni non si è più ripreso e le due ladre, specializzate nel colpire proprio gli anziani, sono ancora a piede libero. Da Arcade l'appello accorato di Virginio alle forze dell'ordine. Riuscire a prenderle e incarcerarle perché fanno del male, e mio fratello ci ha rimesso la pelle. Non vorrei mai che succedesse una cosa dell'altra a un altro, nessuno ci ridà. Guarda, si tratta di risarcimento pecuniario, per l'amor di Dio, ma di giustizia per incarcerare questi delinquenti.